La caserma Montegrappa sarà della Regione del Veneto e ospiterà il commissariato di polizia e la Postrada. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi dagli assessori regionali Elena Donazzana e Roberto Ciambetti, che non nascondono la soddisfazione per il risultato raggiunto. Oggi infatti la Giunta regionale ha approvato l'accordo di programma con l'Agenzia del Demanio, che attualmente ne detiene la titolarità. Visto il luogo, visto appunto il carattere di delicatezza urbanistica, visto anche la storia che sta fra quelle mura, era il caso che appunto ci fosse un intervento, un accordo fra organismi pubblici e dobbiamo veramente ringraziare l'Agenzia del Demanio per appunto anche l'operatività dimostrata negli ultimi mesi per chiudere questo accordo così delicato e particolare. Secondo l'accordo, la Regione realizzerà le opere necessarie all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine di una porzione della caserma. Lo Stato risolve quindi il problema del commissariato di polizia, mentre la Regione costruirà edilizia residenziale. Ci saranno due palazzine destinate comunque alle forze dell'ordine. L'ala storica sarà destinata a sede in particolare del Museo degli Alpini, comunque un luogo per le associazioni d'arma, e poi al lato sud della caserma sarà invece destinata e utilizzata dall'Ater per realizzare delle palazzine per edilizia pubblica. La firma con il demanio avverrà tra qualche settimana, poi scatterà la fase operativa di recupero dell'area.